Battaglia Terme batte sul tempo 2 Carrare. L'amministrazione del comune termale ha già fatto suo, recependolo nel piano pluriennale degli interventi, il vincolo di inedificabilità ordinato dal governo nelle aree di battaglia che avrebbero interessato il paesaggio intorno al castello del Cataio, quelle in cui doveva sorgere il centro commerciale di 2 Carrare. Questo comune invece non ha ancora recepito il vincolo. Il sindaco Davide Moro ha fatto sapere che lo farà insieme all'approvazione della variante del piano interventi urbanistici. Ma è un iter che sta avendo un percorso inspiegabilmente troppo lungo. È iniziato 2 anni fa, i tempi di legge dovevano essere 180 giorni, invece sono passati quasi 2 anni. Fa strano che il comune maggiormente interessato nella sua forma urbanistica dallo scampato pericolo del centro commerciale sia così lento nel tutelarsi, non adottando il vincolo. Infatti non conviene perdere tempo, dicono i comitati. Siccome c'è un ricorso in atto della ditta contro il Ministero, ricorso che sarà discusso i primi mesi del 2019, noi non pensiamo che sia utile recepirlo prima, al di là di come vada il ricorso. Noi appunto abbiamo scritto alla provincia perché eserciti i poteri sostitutivi nel caso in cui appunto il comune sia inadempiente. La provincia avrebbe già sollecitato il sindaco Moro ad adempiere alla trascrizione del vincolo di inedificabilità nel piano regolatore. I comitati si dicono pronti come estrema soluzione a rivolgersi alla regione.